e benvenuti! Oggi è sabato 3 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:16. La luna si leva alle 8:34 e cala alle 23:52. Oggi la Chiesa celebra San Carlo d'Uganda. Bene, il nome Carlo deriva dal tedesco e significa uomo libero. Fu usato fin dall'antichità in tutta Europa e portato anche da numerosi re e imperatori. Il suo numero fortunato è il 3, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo è il bronzo. Ci avviciniamo all'estate, la stagione del sole, del mare e purtroppo anche del sudore. Bene, per combatterlo si suggerisce di indossare solo abiti leggeri di cotone o lino, solo che sappiamo che questo non sempre basta. Invece dobbiamo contare su una bella doccia quotidiana e su un buon deodorante antitraspirante. Sì, i metodi migliori per combattere il sudore sono ancora quelli di sempre. Non c'è tessuto al mondo che possa competere con una spruzzatina di deodorante, credetemi. Eccoci pronti per festeggiare i compleanni del giorno. Cominciamo con il re della commedia italiana contemporanea. Buon compleanno a Luca Medici, in arte Checco Zalone, che oggi compie 46 anni. Lo pseudonimo nasce dall'espressione in dialetto barese Checco Zalone, ovvero che tamarro. Insomma, Sauddu. Ecco, dopo essere diventato famoso grazie al programma Zelig, si è lanciato nel mondo del cinema con numerosi successi, incassando complessivamente 220 milioni di euro e piazzando ben 4 film nella classifica dei primi 10 italiani più visti di tutti i tempi. Oggi è anche il giorno di Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Compie 37 anni. Con 21 vittorie nel Grande Slam e una medaglia d'oro olimpica, Nadal è considerato il re della terra battuta, ma nel 2008 ha sorpreso tutti trionfando anche a Wimbledon. E infine un grande augurio a Claudio Lippi, che oggi spegne ben 78 candeline. Cantante ma soprattutto presentatore, Lippi ha condotto in TV programmi storici come Il pranzo è servito e Mai dire gol. Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria. Bene, con queste parole pronunciate nel cuore di Piazza San Pietro si è concluso il cammino terreno di Giovanni XXIII, il Papa Buono. In soli 5 anni di pontificato ha avviato un rinnovato impulso evangelizzatore che ha segnato la storia della Chiesa. Solo che la sua battaglia è stata interrotta da un tumore, il 3 giugno del 1963, all'età di 81 anni. Ha lasciato questo mondo mentre stava concludendo la messa di preghiera. Bene, è risaputo che il girasole segue il movimento del Sole. Questo fenomeno si chiama eliotropismo e si verifica perché i fiori di girasole sono sensibili alla luce solare. Infatti durante il giorno questi fiori si orientano verso il Sole e seguono il suo movimento nel cielo. Durante la notte, invece, i fiori tornano a orientarsi verso est, in modo da poter seguire il Sole al suo sorgere. Siete pronti per scoprire cosa vi riserva il futuro? Bene, allora non perdete i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi viva i segni d'acqua. Ariete. La luna regna sovrana nello Scorpione, coinvolgendo i segni d'acqua, e Marte, che fa parte comunque di queste configurazioni, vi è amico. Oggi è una giornata in cui tra lo stare bene in società potreste ritagliarvi pure dei momenti intimi con una persona con cui l'intesa è veramente speciale. Toro. Oggi luna in diretta opposizione, è un sabato che vi stanca moltissimo, in cui forse fareste bene a riposarvi per le tante fatiche di tutta la settimana. Ascoltate il parere di un familiare, soprattutto se è una donna. Gemelli, la giornata di oggi vi vede protagonisti della vostra vita familiare, intima e ritirata in una sorta di aura intoccabilità che vi siete guadagnati. Visto che le mondanità non sono mancate, oggi vi dedicherete un po' al vostro privato. Cancro. La giornata di oggi è splendida, siete il primo segno d'acqua in questa giornata in cui vengono assolutamente privilegiati Cancro, Scorpione e Pesci. Il grande trigono d'acqua che si forma tra Venere, Luna e Nettuno fa sognare e rende magico ogni vostro incontro. Oggi è una giornata specialissima. Leone. La giornata di oggi parte in maniera un po' nervosa, ma questo sabato è in serbo delle sorprese molto belle per voi, soprattutto in serata dove di nuovo mondanità e affetti saranno tutti intorno a voi.
Vergine, la giornata di oggi parte abbastanza bene, ma si complica strada facendo proprio perché la luna in quadratura non vi permetterà di rientrare o di svolgere i programmi logistici e pratici o di movimento come avreste voluto. Un po' di pazienza, anche perché è sabato e l'imprevisto ci sta pure. Coraggio. Bilancia, la luna oggi ha in serbo una sorpresa per voi nella seconda parte della giornata dove da lontano arriverà una buona notizia e perché no, potreste anche decidere di raggiungere qualcuno. Scorpione, una giornata splendida per voi che vede tutto l'appoggio di Venere e di Nettuno, finalmente un po' di magia per voi vi ci voleva e questo weekend si apre in una maniera veramente festosa e amorevole. Sagittario, che bella giornata per voi oggi che riceverete i favori della luna che finalmente vi ammorbidiscono e che vi portano un po' di intimità con una persona che desiderate da tempo. Capricorno, giornata un po' emotiva oggi, come se si fosse interrotto un flusso, come se foste rinsaviti. Peccato però, perché nei sogni ci state benissimo anche voi. Quindi non fate vincere ancora una volta la razionalità, ma tentate sempre di lasciare spazio ai vostri sentimenti. Acquario, la giornata dal pomeriggio in poi diventa veramente brillante, un mondo di amici intorno che vi tirano da una parte e dall'altra. Scegliete un programma e cercate di vedere quante più persone possibili. Oggi è un vero e proprio bagno di folla, di complimenti e di successi lavorativi di cui potete gongolare. Pesci, splendida per voi la giornata che si inaugura con una sorta di magia che coinvolge Nettuno, Venere e la Luna. Oggi i privilegiati siete proprio voi, segni d'acqua, quindi sentimenti a tutto spiano, sogni e progetti. Diario del Capitano, data astrale 5928.5. Con queste parole inizia la leggendaria serie televisiva di fantascienza Star Trek. Ben in 79 avvincenti episodi trasporta gli spettatori nel vasto universo dell'astronave Enterprise. Nel 1966 le avventure di Kirk, Spock e dell'intero equipaggio hanno affascinato milioni di telespettatori americani, fino a quando il 3 giugno del 1969 l'ultima puntata della saga originale ha segnato la conclusione televisiva di questa straordinaria avventura spaziale, passando al grande schermo. Oggi vi parlo di un proverbio che sicuramente conoscete: a caval donato non si guarda in bocca. Ma sapete che in inglese si dice allo stesso modo? Don't look a gift horse in the mouth. Ma perché la bocca del cavallo è così importante in questo caso? Bene, vi racconto la storia. In passato l'età del cavallo era un fattore cruciale per il suo valore e si poteva capire guardando all'interno della sua bocca. Come si traduce questo detto nella vita di tutti i giorni? Significa non fare troppe domande o analisi su un dono o un favore ricevuto. Ecco i programmi che vi consigliamo di non perdere oggi in TV. Oggi vi presentiamo Alessandro Cagliostro, un uomo che ha attraversato le corti e le prigioni europee. Si spacciava per un vero e proprio mago, capace di guarigioni miracolose, di trasformare il piombo in oro e addirittura, detta sua, era figlio di un angelo. Ha anche dichiarato di poter soddisfare qualsiasi desiderio sessuale grazie a un sortilegio. Ma tutto ha una fine e per Cagliostro è stata la prigionia nella fortezza di San Leo che lo ha portato alla follia. O forse l'ha solo confermata. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.